Francesco, tanti veneti a Roma, soprattutto giovani, in campo anche gli uomini della protezione regionale, civile regionale, resteranno nella capitale anche durante i giorni del conclave. Tragedia a Sant'Orso, 58enne muore dopo essere caduto da 6 metri quando il tetto del suo capannone ha ceduto. Marino Zaltrone era salito per controllare alcune infiltrazioni d'acqua, l'allarme lanciato dal figlio che ha assistito alla scena. Lutto cittadino a Valdagno per l'addio a Leone e Francesco Nardon, padre e figlio morti nella voragine a Ponte dei Nori, l'abbraccio della comunità, le parole della famiglia distrutta dal dolore. Treviso si prepara ai funerali di Giancarlo Gentilini che martedì Antena 3 seguirà in diretta, corteo nei luoghi simbolo della città prima della cerimonia a San Nicolò, attese oltre 2000 persone, camera ardente a Kasugana. Poteva trasformarsi in un gravissimo incidente il gesto sconsiderato di un 32enne nigeriano fermato sul bus perché senza biglietto. È successo a Piove di Sacco. Orrore a San Martino di Lupari, 4 gattini morti, strangolati, trovati in uno scatolone, un cucciolo sopravvissuto, la denuncia e lo sdegno del sindaco. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Allora andiamo a ripercorrere il grandissimo abbraccio a Papa Francesco nei giorni dei funerali. Tanti veneti a Roma, soprattutto giovani, schierati anche molti uomini della protezione civile regionale che rimarranno nella capitale anche durante il conclave. È un abbraccio forte, collettivo, quello a Papa Francesco in una Roma blindata, dove tra le migliaia di fedeli accorsi da ogni parte del mondo c'erano tanti veneti, su tutti una nutrita schiera di volontari della protezione civile regionale nella capitale per garantire l'ordine e il regolare flusso dei pellegrini. Partiti nei giorni scorsi da ogni angolo della regione hanno presidiato i varchi principali. Al Veneto è stato dato praticamente la piazza del San Pietro, la via della conciliazione e la parte finale di via della conciliazione, quindi siamo abbastanza uniti nella zona qua centrale di piazza San Pietro. Siamo 35 uomini, come dicevo, che provengono da tutte le province del Veneto e anche 3 volontari di Agesci, gli scout cattolici italiani. Volontari che resteranno a Roma anche per le delicate fasi del conclave. Lo stesso Armando Lorenzini aveva gestito con le tute gialle la giornata di Francesco a Verona poco meno di un anno fa. 2 giornate diverse ma legate da un senso profondo. È stato emozionante, impegnativo ma molto emozionante, comunque, come oggi, tanto, oggi molto di più anche. Nel giorno dell'addio tanti giovani, circa 8.000, forse di più solo dal Veneto, complice la concomitanza con il giubileo degli adolescenti, evento confermato nonostante tutto. Papa Francesco non avrebbe mai rinunciato alla loro presenza. 3.000 i teenager dalla Marca, tutti dalla terza media alla terza superiore. Abbiamo pregato per Papa Francesco in tante chiese, ognuno aveva il suo sacerdote di riferimento, siamo stati con lui nella preghiera. Ha sempre spezzato una lancia per dare coraggio, forza, speranza a questi ragazzi in questo tempo non facile per loro. Il gruppo di Piove di Sacco è riuscito anche a raggiungere San Pietro, una notte all'addiaccio ma che resterà per sempre. Abbiamo condiviso questa prima parte della notte insieme a dei senza tetto che abitualmente dormono in quello spazio, ma è stata una convivenza alquanto pacifica. Poi abbiamo deciso di spostarci più per combattere il freddo, abbiamo trovato un locale che ci ospitasse e poi ci siamo messi in coda per entrare a Castel Sant'Angelo e siamo arrivati fino a qui. Sicuramente partecipare a un evento del genere per dei ragazzi dei 15 anni sicuramente è un evento che si ricorderanno per tutta la vita, non c'è dubbio, anche per come l'hanno vissuto e l'hanno preparato. La cronaca adesso di questa giornata, Marino Zaltrone, 58 anni di Sant'Orso, siamo nel Vicentino, è morto cadendo dal tetto di un capannone agricolo che sorge nei pressi della sua abitazione, era salito sulla copertura per verificare lo stato di alcune infiltrazioni d'acqua quando si è aperta una voragine ed è precipitato.
Un uomo di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone agricolo a Sant'Orso. Si tratta di Marino Zaltron, che era salito sulla copertura della struttura a ridosso della sua abitazione di via Stradelle per verificare lo stato di alcune infiltrazioni d'acqua piovana. Per motivi che sono ancora al vaglio, la copertura ha ceduto sotto il peso dell'uomo, che è precipitato nel vuoto. Dopo un volo di circa 6 metri è piombato a terra e il rumore della caduta è stato sentito dal padre Mariano e dal figlio Edoardo, che si trovavano nei dintorni. I due sono accorsi per prestargli aiuto ed è stato chiamato il 118, ma non c'è stato niente da fare e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. In via Stradelle sono arrivati anche i vigili del fuoco del vicino distaccamento e i carabinieri per le verifiche di rito, anche se ormai la dinamica è piuttosto chiara. La notizia della morte di Zaltron si è subito diffusa in tutta la zona, dove il 58enne era molto conosciuto e stimato. Solo pochi mesi fa aveva festeggiato la pensione, mettendosi poi a disposizione dell'amministrazione comunale per alcune dinamiche legate alla gestione degli scori della campagna vicino al centro abitato. Lo ricorda così il sindaco Giorgio Baù. A nome della comunità esprimiamo sentite condoglianze a tutta la famiglia, al figlio Edoardo. Dispiace perché era una persona attiva, da poco è andata in pensione, giovane, perché 58 anni è ancora una persona decisamente attiva e che si era già messa in contatto e a disposizione dell'amministrazione per alcune attività di manutenzione, quindi a tutta la famiglia nuovamente le più sentite condoglianze. A Valdagno ora con il funerale di Leone Francesco Nardon, la comunità dà l'addio a padre e figlio vittime del crollo del Ponte dei Nori durante l'ultima emergenza maltempo. Valdagno ha accolto così Leone Francesco Nardon, padre e figlio di 64 e 21 anni, vittime della voragine del Ponte dei Nori che li ha trascinati nel torrente Agno in piena mentre si stavano recando a prestare servizio con la protezione civile per l'allerta maltempo. Centinaia le persone accorse a testimoniare il loro affetto e la vicinanza assieme alle autorità. La famiglia ha scelto di non far riprendere le immagini della cerimonia all'interno del Duomo di San Clemente, ma la voce di Don Luca Luisotto ha permesso a chi stava nel sagrato di seguire il rito. Leone e Francesco stavano andando a servire, stavano andando a prestare aiuto, diretti verso chi aveva più bisogno. Volevano esserci, volevano dare una mano, volevano donare il tempo, energia e vita. Oggi vogliamo dirvi grazie e vi promettiamo che il vostro stile, il vostro esempio continuerà a camminare con noi silenziosamente. Tanta la commozione composta in piazza. Gli amici e le diverse associazioni in cui i due uomini operavano hanno potuto esprimere la loro vicinanza con tanti messaggi. Ecco, spero che questa tragedia ci faccia diventare persone migliori. Ci mancherai tanto. E ora, assieme a Francesco, veglia su di noi. Ciao Leone, ciao Francesco, grazie. Il vostro esempio di umiltà e generosità rimarrà per sempre nei nostri cuori. A seguire i feretri, la mamma, la nonna Anna e il nonno Antonio. Struggente il saluto finale di due figlie e sorelle che hanno visto strappati dalla loro famiglia il padre e l'ultimogenito. Da quando non ci siete più, continuiamo a ripeterci che potevamo anche darveli tutti, quegli abbracci che ci chiedevate e da cui noi scappavamo, che potevamo salutarvi ogni volta che andavate via e ci dicevate ciao 4 o 5 volte, anche se ve l'abbiamo detto troppe poche volte e ora forse è troppo tardi, vi vogliamo bene. Anna e Giulia. E al funerale di Leone Francesco Nardon tante le rappresentanze, lo avete sentito, di enti e associazioni non solo di Valdagno, presenti tutti i sindaci della Valle dell'Agno. Sì, è un momento, una giornata veramente di grandissimo dolore, sorprendente vedere tutta una comunità non solo di Valdagno, veramente di tutta la valle che si è stretta attorno alla famiglia e
cercare insomma di dare un conforto in un momento così difficile. L'evento è stato veramente drammatico e ha lasciato veramente tutti esterrefatti. La comunità è rimasta scossa per quello che è successo, lo si è visto anche oggi per la partecipazione ai funerali, in cui la cittadinanza è stata particolarmente partecipe, silenziosa e commossa. La cittadinanza è rimasta scossa, siamo abituati a reagire coesi e oggi la presenza è stata volutamente molto elevata. Sì, come sindaci secondo noi era doveroso essere vicini a una tragedia che non aveva mai colpito così fortemente la vallata del Lagno, e come comunità, come primi cittadini di tutta la vallata era doveroso essere qui e stringerci vicino alla famiglia e alla comunità che è stata così fortemente colpita. Intanto mi ha colpito tantissimo come questa comunità è una cosa sola ed era giusto che ci fosse anche la città capoluogo, perché è proprio il segno di questi cittadini che in questo caso proprio hanno dato la vita perché volevano aiutare degli altri loro cittadini ed è un segno, è stato detto anche in chiesa, è una strada certo che non deve essere di nessuno poi con l'epilogo, però il gesto, il modo e questa cittadinanza ha fatto sentire che ha capito profondamente. Sì, oggi c'è il lutto cittadino, c'è stata anche da parte degli esercizi commerciali un segno di attenzione, e quindi è proprio questo che ci dà la forza di affrontare le difficoltà che stiamo vivendo adesso e quelle che vivremo nelle prossime settimane e mesi. La famiglia ci sarà modo di star vicino nei prossimi giorni? Assolutamente sì, hanno bisogno di sentire vicina la comunità e noi ci siamo già messi a disposizione della famiglia. E poteva trasformarsi in un gravissimo incidente il gesto sconsiderato di un 32enne nigeriano fermato sul bus perché senza biglietto. Era stato fermato sull'autobus che da Chioggia porta a Padova ed era stato trovato senza biglietto. L'uomo ha dato in escandescenze e ha cercato di afferrare il volante dell'autista, rischiando di far uscire il mezzo di strada e rischiando quindi una strage. Un 32enne di origini nigeriane è stato denunciato dai carabinieri di Pieve di Sacco per i reati di minaccia a incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti. Reati gravi con pene che possono essere severissime. Lo straniero non ha gradito la richiesta di esibire il biglietto e non si è limitato a minacciare l'autista del mezzo, ma ha anche afferrato il volante del bus, provocando un'improvvisa sterzata e obbligando il conducente a fermare la corsa. Un comportamento che avrebbe potuto avere conseguenze molto, molto serie. Giunti sul posto, i carabinieri della stazione di Pieve di Sacco hanno identificato l'uomo residente a Padova e lo hanno denunciato. Frasi minacciose degli attivisti Novax sono comparse nella sede del Partito Democratico a Vicenza in via dell'Oreficeria, imbrattato con vernice rossa all'ingresso dell'edificio, scritte ingiuriose dirette al sindaco Giacomo Possamai per le posizioni del partito contrarie alle volontà evidentemente degli autori di questo gesto. Continuano i danneggiamenti di questo tipo nelle sedi locali dei partiti, dei sindacati e di molti altri luoghi pubblici. Non ci faremo intimidire, ha assicurato il sindaco, che ha ricevuto la solidarietà del senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Andiamo avanti con la cronaca, con una vicenda davvero brutta. 4 gattini morti, uno vivo in uno scatolone, la mamma scampata per miracolo. È accaduto in un parcheggio di San Martino di Lupari, dove sono state trovate le bestiole. Immagini che lasciano senza parole e che per rispetto verso la sensibilità di tutti abbiamo parzialmente coperto, di una crudeltà senza senso su animali di pochi giorni di vita. È quanto ha scoperto a San Martino di Lupari un cittadino che ha immediatamente segnalato all'amministrazione comunale e denunciato ai carabinieri la strage di 4 gattini ritrovati senza vita in un parcheggio di recente costruzione nei pressi del cimitero.
All'interno dello scatolone un micetto che si è salvato dalla strage. A guardarli da lontano mamma gatta che è riuscita a fuggire. I gattini sarebbero stati strangolati secondo le prime ipotesi. È un gesto brutale, barbaro, credo che dire incivile sarebbe dire poco, è un atto di crudeltà gratuita che credo che offenda profondamente la nostra comunità e i valori su cui si fonda una città che ha grande rispetto delle persone ma anche degli animali. Ferma l'amministrazione comunale. Un gesto da condannare, deplorevole, mi auguro veramente che i carabinieri e le forze dell'ordine possano individuare i responsabili che dovranno pagare la giusta pena. Una festa per tutta la città, attesa da 6 lunghi anni. Parliamo della promozione del calcio Padova in Serie B, un pomeriggio di grandi emozioni coronato dal pareggio del Padova a Lumezzane e dalla contemporanea sconfitta di Vicenza a Trento. Una festa attesa 6 anni, una festa che arriva dopo 2 finali di playoff di Serie C perse, una festa biancoscudata per tutta la città. Grazie ad un pareggio e alla sconfitta del Vicenza a Trento, il calcio Padova è tornato in Serie B. È mezzanotte quando i ragazzi di mister Andrioletti arrivano direttamente da Lumezzane in Prato della Valle, accolti da una folla in tripudio. Sulla terrazza del Foro Boario sono i calciatori stessi a intonare i cori, seguiti da una piazza piena di gioia per una promozione attesa da troppi anni. Nel pomeriggio l'urlo liberatorio al Parco della Musica, dove era stato allestito un maxi schermo per consentire a chi non ha potuto raggiungere Lumezzane di assistere all'ultima e decisiva giornata di un campionato dominato dal calcio Padova. È un'emozione indescrivibile. In classifica, sesta promozione di Serie B, Padova. 8 anni di speranza che vada, le abbiamo perse tutte. Finalmente un anno di gioia. Finalmente! È stata una grande soddisfazione, siamo tutti felici, ma che festa! Bellissimo, bellissimo, bellissimo! Forti, grandi! Tanta sofferenza ma ce l'abbiamo fatta! Forza Padova! I caroselli, i cori e i fumogeni si spostano in Prato della Valle, dove restano tutta la notte. Sì, meritata promozione in Serie B. Completamente meritata, sono anni che lo cerchiamo e finalmente è arrivata e siamo veramente felicissimi. Prima di chiudere gli aggiornamenti sulla cerimonia funebre per l'ultimo saluto all'ex sindaco di Treviso, lo storico sceriffo Giancarlo Gentilini, vedete qui l'epigrafe. Treviso si prepara ai funerali di martedì pomeriggio, Antenna 3 li seguirà in diretta, ci sarà prima delle esequie un corteo nei luoghi simbolo della città, poi la cerimonia a San Nicolò. Sono attese, pensate, oltre 2000 persone. La camera ardente di Giancarlo Gentilini, che vedete nell'epigrafe la foto scelta dalla famiglia con sul capo il suo cappello d'alpino. Ecco, la camera ardente sarà aperta lunedì nella cappella dell'obitorio dalle 9 del mattino alle 16 e martedì nella sua Casugana, la sede municipale, dalle 10 alle 14. Poi, come detto, il corteo per le strade della città fino a San Nicolò. Lo sceriffo avrà
sul feretro il cappello d'alpino e la fascia tricolore che gli è stata donata 2 anni fa all'ultimo consiglio comunale con la scritta "Sindaco per sempre". È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Arrivederci.